Sono quelli da una volta. Bambino è nato bambino, resta bambino, e bambino è lo stesso. È solo una delle voci che abbiamo raccolto a Treviso dopo l'annuncio di venerdì dell'insegnamento della teoria di genere nelle scuole della città. Un'iniziativa che sta già spaccando la giunta con il distinguo immediato dell'assessore Camolei, per il quale l'insegnamento rimane della famiglia, soprattutto per i bambini. Camolei è chiaro nella posizione sulla teoria gender. Una cosa è l'apertura mentale, altra la diversità delle persone. Un tema che, se divide la maggioranza con la controreplica del consigliere Michela Neri, che dà del disinformato all'assessore, dall'altra vede l'opinione compatta dei trevigiani. Assolutamente no. Forse la mia generazione ha un pensiero diverso sul fatto di educare la sessualità ai ragazzi più giovani. Essendo molto giovani, quindi ancora indecisi sul cosa fare, lascerei alla natura che risolvesse questo problema. Bisogna che torniamo in Rio, dai. Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Non so. Per altri addirittura l'insegnamento a scuola può essere negativo. Per me è una follia. Insomma, la natura è ben chiara, esiste sempre la differenziazione fra maschio e femmina in tutte le cose, salvo che in alcuni insetti. Per il resto non esiste assolutamente la possibilità che ci siano 58 sessi come è stato descritto. I bambini nascono e sanno subito cosa è giusto e cosa è sbagliato. Educati allo stesso modo no, però bisognerebbe leggere, cioè capire meglio cosa si intende. Ecco. Sicuramente direi nello stesso modo, perché bambini e bambine hanno due modi di intendere sicuramente diversi, quindi va valutata in due modi diversi sicuramente. Tutti in verità col beneficio del dubbio, per un tema che anche molti adulti conoscono poco o nulla. Quando uno non sa non deve parlare.